Il nucleo speciale SAF dei Vigili del Fuoco continua a lavorare nel centro storico di Agrigento, nella zona tra via San Vincenzo, Salita Itria e Santa Maria dei Greci. Sulle gru per mettere in sicurezza gli edifici fatiscenti, vicini a quel che resta di Palazzo Lo Iacono Maraventano, ovvero le macerie. L'opera dei Vigili del Fuoco in questi giorni consiste nell'avvolgere e legare le costruzioni con materiali in fibra di carbonio, 2 strati di fasce sulle quali stanno applicando una retina protettiva e speciali e resistenti malte. È la fase dell'intervento più delicata, finalizzata a sigillare gli edifici, garantendone, seppur provvisoriamente, stabilità e sicurezza, così come hanno sempre tenuto a precisare gli stessi esperti dei Vigili del Fuoco. Terminato il lavoro di fasciatura, sarà compito della ditta Comar, aggiudicataria dell'appalto, provvedere alla rimozione delle macerie e dei detriti. A quel punto saranno necessari i successivi previsti interventi. Occorre che il progetto del Comune di Agrigento si concretizzi, restituendo decoro all'antico quartiere e soprattutto sicurezza agli abitanti che dal giorno del crollo, il 25 aprile, all'alba di Pasquetta, vivono nell'apprensione e nel disagio. Numerose famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case, alcune sono ospitate in albergo a spese del comune, altre hanno ovviato trasferendosi da parenti. Abitanti, comitati civici e associazioni nei mesi scorsi, ricorderete, hanno fatto sentire il loro malcontento, criticando i ritardi nell'avviare soluzioni definitive e sono stati protagonisti di manifestazioni eclatanti con il sostegno della Chiesa. L'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, in più occasioni, l'ultima proprio nel giorno dell'Immacolata durante l'omelia, ha richiamato amministratori e istituzioni a vari livelli a non abbassare la guardia sui gravi problemi del centro storico. Anni e anni di abbandono hanno provocato il crollo del Palazzo Lo Iacono Maraventano, ma a rischio è anche la cattedrale di San Gerlando, messa a dura prova dai movimenti del costone dove sorge. La Protezione Civile Nazionale e l'Università di Palermo da mesi stanno costantemente monitorando la cattedrale e studiando le soluzioni di intervento più efficaci. Da tempo si parla della cosiddetta via di fuga per i casi di emergenza e comunque utile a decongestionare l'unica strada che collega con la zona alta del Duomo, ma ancora oggi nulla di concreto, così come ha ricordato l'arcivescovo Montenegro.